Lacrime spezzate, e questo è il titolo del cortometraggio realizzato da Stefano Vinciguerra che tratta il drammatico fenomeno del femminicidio. Un filmato che vuole essere un grido di speranza, ma anche un invito a denunciare a tutte le donne vittime di abusi. Nella realizzazione del suo progetto, Stefano Vinciguerra ha trovato la condivisione del regista e attore Rino Vetro e la collaborazione dell'associazione teatrale Gio 90. Tre gli episodi di vita domestica raccontati nel filmato, la cui realizzazione è stata affrontata con sensibilità e grande professionalità. Il primo racconto porta sullo schermo il dramma di una donna maltrattata dal marito alcolizzato che la picchia ogni volta che rientra a casa, ossessionato dalla ricerca di denaro. La seconda storia esplora l'angoscia di una donna sposata con un uomo geloso e possessivo, intrappolata in una relazione soffocante. Infine, l'ultimo episodio narra il tormento di una giovane fidanzata vittima della doppia personalità del suo compagno, capace di trasformarsi in un aguzzino dietro una facciata di normalità. Ma sentiamo i protagonisti di Lacrime spezzate. Abbiamo realizzato questo cortometraggio formato da 3 episodi di 3 donne, purtroppo donne che subiscono violenza dal marito, dal fidanzato oppure dal fratello, e quindi insieme a lui abbiamo realizzato questo cortometraggio. Un'idea mia, venuta così spontanea, è dalla regia di Rino Vetro. Stefano mi ha parlato di questo progetto, siccome è un argomento che ci pesa a noi uomini, quello di maltrattare le donne. Così abbiamo realizzato un cortometraggio di 3 storie inventate di fantasia, non ci siamo basate in nessuna storia vera, però che richiamano quello che purtroppo è la realtà, dove una donna si innamora di un uomo, che questa relazione si trasforma in un inferno. Quindi abbiamo realizzato questo video per dire a tutti di non maltrattare le donne. Così ci siamo rivolti a dei bravissimi attori di Favara che ci hanno aiutato e abbiamo realizzato questo cortometraggio. Qual è il messaggio che si vuole lanciare? Stop alla violenza sulle donne, e se vi sentite in pericolo denunciate i vostri mariti, i vostri ragazzi, non esitate prima che sia troppo tardi. Io sono stato molto contento di accettare questo invito per realizzare una cosa che effettivamente c'è bisogno di denunciare tutti gli uomini che sono violenti, e così abbiamo accettato di fare questo cortometraggio noi assieme ad alcuni componenti della nostra compagnia Gio 90. Si parla di 3 episodi, il tuo per esempio? Allora, si tratta di 3 episodi che sono legati da un fil rouge doppiamente fil rouge, rosso della violenza e fil rouge perché sono tutte storie di violenza, sebbene diversificate. La mia in particolare è questa: io sono una donna un pochino attempata che è sposata con questo individuo ubriacone che sfoga la sua frustrazione su di me anche davanti ai nipoti. Temi forti, messaggi importanti in occasione del 25 novembre. Sì, è importante denunciare, è importante farlo subito alla prima avvisaglia, perché se si aspetta può essere troppo tardi. Il messaggio è proprio questo: denunciare e farlo subito senza aspettare.